5, 4, 3, 2, 1, 0. E allora una buona serata, campionato di Serie D maschile, girone sud, quarta giornata d'andata. Siamo in diretta streaming su directasport.it, sardegna.com, in campo Scuola Basket Cagliari e Siliqua. Iniziamo dagli ospiti. Per il basket Siliqua con numero 1 Lorenzo Fini, con numero 5 Andrea Rasset, numero 6 Giuseppe Gentile, numero 10 il capitano Simone Ghiani, numero 11 Francesco Baghino, numero 13 Nicola Tosadori, numero 15 Giovanni Ferri, numero 19 Fabio Frongia, con numero 22 Salvatore Baghino, numero 30 Gioele Orru, con numero 32 Claudio Cabizzosu. Il coach è Stefano Frongia. Scuola Basket Cagliari, con numero 7 Francesco Cabras, numero 10 Riccardo Badellino, numero 11 Sami Al-Ayyan, con numero 13 Marco Garau, numero 15 Davide Ciccotto, numero 18 Alessandro Trudu, numero 19 Andrea Melis, numero 21 Raffaele Piras, numero 23 Manuel Fois, numero 30 Francesco Poma, numero 44 Felipe Brisu, numero 45 Mattia Lorrai. Il coach è sempre lui, ci contiamo per una nuova vittoria. Giuseppe Pau. Dirigono la gara i signori Riccardo Solinas e Nicola Miliddi. Buon match a tutti. Anche i muri di questa città mi parlano di te, le parole restano a metà e più aumenta la distanza tra me e te. Giuro questa volta ti vengo a prendere e senza sapere quando. Directasport.it e sardegnasport.com nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete. Abbiamo assistito in precedenza alla sconfitta dell'Astro Cagliari tra le mura amiche contro il Basket Nulvi. Stavolta è tempo invece del basket maschile. In campo Scuola Basket Cagliari e Madas Siliqua, campionato di Serie D maschile 2015-2016, è la quarta giornata di campionato. Si affrontano due compagini che sono state protagoniste fino a questo momento di un andamento piuttosto diverso, 2 vittorie in 3 partite nonostante lo status di neopromossi per il Madas Siliqua, che ha vinto nell'ultimo turno bene, nettamente contro il San Sperate. Dall'altra parte invece la Scuola Basket Cagliari solamente settimana scorsa è riuscita a sbloccarsi andando a vincere a Selargius in casa del San Salvatore. Una vittoria in 3 partite per i ragazzi di coach Giuseppe Pau, che quest'oggi vogliono regalare una soddisfazione al pubblico amico, un'impresa non semplice perché dall'altra parte in casa Madas Siliqua ci sono i 2 migliori realizzatori di questo campionato, ovvero Andrea Rasset e Claudio Cabizzosu. Quest'ultimo è andato a segno con una bella penetrazione mano destra proprio pochi istanti fa. Siamo in debito degli starting 5 di entrambe le squadre, allora andiamo a riepilogarli. Per la Scuola Basket Cagliari in campo ci sono il playmaker Riccardo Badellino, poi con il numero 45 il capitano Mattia Lorrai, con il numero 23 Manuel Fois, con il numero 21 Raffaele Piras e con il numero 15 a chiudere il quintetto c'è Davide Ciccotto. Per i Madas Siliqua il numero 13 Nicola Tosadori, il numero 5 si tratta di Andrea Rasset, anche lui già citato, il numero 32 Claudio Cabizzosu, il numero 22 invece Salvatore Baghino e chiude il quintetto il numero 1 Lorenzo Fini. Botta e risposta tra le due squadre, in vantaggio ci sono i Madas con il punteggio di 4-2, mentre Manuel Fois prova la penetrazione, prova a prendere il centro dell'area, fermato fallosamente Manuel Fois che rimane a terra, viene rialzato a braccia da Riccardo Badellino e può riprendere ora il gioco con una rimessa in zona d'attacco per la Scuola Basket.
le proteste di Tosadori, che non aveva ben compreso il fischio arbitrale, non l'avevamo ben compreso nemmeno noi, perché si riprende con una rimessa per i Madas che si affidano al possesso di Lorenzo Fini. Il palleggio di Fini, su di lui c'è Badellino, ancora Fini, esagera con la pressione Badellino. Torniamo in diretta dopo qualche difficoltà tecnica prontamente risolta, sempre 4-2 il punteggio, però la Scuola Basket va a impattare proprio in questo momento con il bel tiro realizzato da Raffaele Piras. 4-4 la situazione. Attacca Cabizzosu, bel giro sul perno e arriva il fallo. Si costruisce un tiro con grande esperienza. Claudio Cabizzosu, ala, con un passato importante anche in C1 a Iglesias. 2 liberi per lui, che avrà l'occasione dunque di riportare avanti i Madas sul 6-4. E dentro il primo libero di Claudio Cabizzosu. Corto invece il secondo, ma c'è il rimbalzo di Baghino e allora Siliqua rimane in attacco ancora con Cabizzosu. Fuori per Andrea Rasset, il crossover di Rasset che poi si arresta, la finta e il tiro mandato per aria è sbagliato. Recupera il rimbalzo la Scuola Basket, ma lo perde ingenuamente, allora non perdona Salvatore Baghino. Il canestro del 7-4, attacco molto fruttuoso per i Madas, a segno con Cabizzosu dalla lunetta e poi con Baghino dopo il rimbalzo d'attacco. Qui Manuel Fois manda a segno la tripla mancina che vale la parità. 7-7 qui in via Talete, directasport.it, sardegnasport.com. Quarta giornata del campionato di Serie D maschile. La palla fuori per Rasset, prende la tripla, è corta, il rimbalzo ancora di Baghino, problemi e non pochi a rimbalzo per la Scuola Basket Cagliari, che ora prova a ripartire. Fallo tattico speso da Cabizzosu, che ferma la ripartenza della Scuola Basket. Qui un'altra tripla, stavolta mandata a segno da Davide Ciccotto, e viaggia a suon di triple la Scuola Basket. Ora è avanti sul 10-7, mentre Salvatore Baghino attacca dal palleggio, su di lui eccessiva, a detta degli arbitri, la pressione di Lorrai, che spende dunque il fallo. Madas, Siliqua che devono fare a meno del capitano Marco Porcu, scorsa stagione protagonista, grande protagonista della promozione del Siliqua dal campionato appunto di promozione in Serie D. Infortunato quest'oggi, siede a fianco di coach Stefano Frongia in panchina. È ripartito Rasset a tutta velocità, ampie falcate per lui, percorre tutto il campo e poi prova a servire Nicola Tosadori, che si era lanciato in contropiede. Ultimo tocco da parte di un giocatore della Scuola Basket, dunque rimessa in zona d'attacco per la formazione del Siliqua. La tripla di Cabizzosu è sbagliata, recupera il rimbalzo Manuel Fois. Lorrai, c'è il tiro qui aperto da parte di Davide Ciccotto, che però non riesce ad andare a segno. È già ripartito il Siliqua, qui trovato bene il taglio di Lorenzo Fini, a segno 10-9 in favore della Scuola Basket. -1 dunque per i Madas. Qui ancora Ciccotto, la palla fuori per Lorrai, poi Badellino prova a prendere la linea di fondo, l'intercetto di Cabizzosu, lanciato poi in contropiede solitario, il canestro di Nicola Tosadori,
che non si fa pregare, classe 1982 per lui, grande esperienza sui parquet di Serie D. Qui Manuel Fois ha servito Badellino, la finta di Badellino, prova a prendere un'altra linea di fondo, Lorrai non lucca all'indirizzo di Cicotto, ancora il passaggio per Lorrai, ora il tiro in corsa da parte di Raffaele Piras che non trova però la via del canestro, Andrea Rasset ancora a cercare Tosadori, il tentativo di Tosadori in reverse ma arriva a oscurargli la vallata Manuel Fois, la stoppata imperiosa di Manuel Fois, la palla spazzata via, rimessa in attacco però per i Madas con Claudio Cabizzosu, prova a lavorare con il fisico Cabizzosu, si ferma, la palla fuori nuovamente per Tosadori, si gira Tosadori, ora prova ad andare dentro con la mano sinistra, vince anche la lotta sul pallone vagante ma non trova 2 punti. Scuola Basket in attacco con Lorrai a cercare il post di Cicotto, qui il pallone sporcato e si riprenderà con una rimessa in zona d'attacco, in particolare dal lato per la Scuola Basket Cagliari, la rimessa all'indirizzo di Lorrai a cercare Badellino che ha spazio per il tiro, comodo dall'angolo a segno Riccardo Badellino, 12-11 Scuola Basket, punto a punto questo inizio di partita. Ora Lorenzo Fini a gestire il palleggio, su di lui c'è Badellino, arriva il blocco di Cabizzosu, aveva trovato un buon corridoio Lorenzo Fini che però non è riuscito a concludere in tempo utile. Rasset, la palla fuori per Lorenzo Fini, il tiro da 3 di Fini è lungo, il rimbalzo però ancora di Rasset che lavora anche col fisico e manda a segno un bel canestro da sotto. Sorpasso Madas, 13-12 Badellino, ora Manuel Fois in punta, ancora la palla sul perimetro, nuovamente dentro, qui Badellino provava a servire, il bel taglio di Lorrai, prova a decollare Manuel Fois che prende il centro dell'area, su di lui il fallo da parte di Claudio Cabizzosu. E dunque viaggio in lunetta per Manuel Fois, 2 liberi per lui, mentre è già pronto un cambio per coach Giuseppe Pau, tecnico della Scuola Basket Cagliari. Sta per entrare in campo il giocatore in maglia numero 11, si tratta di Sami Al-Alian. Mentre c'è anche un cambio per coach Stefano Frongia, richiamato in panchina Claudio Cabizzosu, al suo posto c'è il numero 11, si tratta di Francesco Baghino, mentre è pronto Manuel Fois per il primo dei 2 liberi. Direttasport.it e sardegnasport.com, lunga giornata di dirette quest'oggi da Via Talete, prima l'Astro Cagliari, poi la Scuola Basket nel campionato di Serie D e dentro il secondo libero di Manuel Fois, parità a quota 13, esce proprio Manuel Fois al suo posto, allora c'è Sami Al-Alian, mentre allunga la difesa coach Giuseppe Pau, la ricezione da parte di Francesco Baghino che si porta in zona offensiva, la finta e il passaggio di Tosadori con difficoltà, perde palla Silico, è già ripartita la Scuola Basket, qui la ricezione di Piras, Lorrai a servire nuovamente Piras, la linea di fondo e poi l'ottimo scarico per il canestro facile da sotto da parte di Davide Cicotto, 15-13, 4 minuti e spiccioli ancora da giocare nel corso del primo quarto, qui l'errore da sotto da parte dei Madas, prova ad allungare la Scuola Basket, qui c'è un fischio arbitrale, rimasto a terra Salvatore Baghino, soccorso dai giocatori della Scuola Basket. Lamentava un gomito un po' alto il giocatore dei Madas che esce dal campo. Mentre c'è un time out in campo, il primo di questa partita, allora piccola pausa anche per noi.
squadre nuovamente in campo in via Talete, la difesa a zona dei Madas contro l'attacco della Scuola Basket Cagliari, che ha mandato in campo anche Francesco Poma in maglia numero 30, mentre si prende il tiro e lo manda a segno dall'angolo Raffaele Piras. 17-13, prova ad allungare la Scuola Basket, più 4 per i ragazzi di coach Giuseppe Pau. Qui Baghino fuori per Tosadori, che prende il tiro da 3, lo manda a segno Nicola Tosadori. Non si fa pregare. Qui sconsolato coach Giuseppe Pau, che voleva giustamente che qualcuno uscisse sulla tripla di Tosadori. Nessun problema però, perché Ciccotto risponde colpo su colpo, nuovo più 4, ora 20-16, sempre in favore della formazione del CEP. Qui palla persa con Baghino che non trova Tosadori in campo. Intanto per Siliqua c'è anche Simone Ghiani, il capitano della formazione bianco-blu in maglia numero 10. Attacca la Scuola Basket, sempre a zona di Madas. Qui il tiro dalla media distanza, ancora a segno per Davide Ciccotto. Tentativo di fuga per la Scuola Basket, 22-16. Ora con Baghino a gestire il possesso, prende il centro dell'area. Grande azione qui da parte di Francesco Baghino, il cuore dell'area, il sottomano che vale il 18-22. Qui perso un po' Poma, che però sbaglia, tutto solo. Ancora Baghino che ci ha preso gusto, vuole andare ancora dentro e per poco non si guadagna il gioco da 3 punti. Molto aggressivo Baghino nei possessi di Siliqua. 2 minuti e 19 secondi prima del primo mini intervallo qui in via Talete, più 4 Scuola Basket Cagliari sui Madas Siliqua, 22-18 il punteggio, mentre Francesco Baghino è pronto in lunetta. Molto corto il primo libero da parte di Baghino, dunque il punteggio rimane invariato. Corto anche il secondo, c'è il rimbalzo da parte di Ciccotto che ha già servito Poma. Poma a tutta velocità da Alalian, qui ancora una tripla aperta, ancora a segno per Davide Ciccotto, che si è guadagnato la scena a suon di triple. 25-18 più 7 qui Scuola Basket che recupera un altro pallone. Lorrai a testa bassa, Alalian, spazio per il tiro da 3 punti, è lungo, tocca solamente a rimbalzo Simone Ghiani. Altra tripla di Ciccotto, altro errore per la Scuola Basket. Qui Poma dentro ancora da Ciccotto, fuori c'è spazio per Lorrai da 3, lungo, rimbalzo controllato da Rasset a testa bassa. Rasset non trova lo spazio però per andare dentro, allora preferisce ragionare un po', mentre è pronto sul cubo dei cambi Giuseppe Gentile con la maglia numero 6. Rasset va dentro e segna. Andrea Rasset fa valere il suo fisico e riporta i Madas a meno 5, 20-25. Ciccotto, Lorrai, Alalian, ora fuori nuovamente da Lorrai, il tiro da 3 a segno. Concede tanto, forse troppo Siliqua dall'arco, andando a chiudere spesso con ritardo sui tiri da 3 punti della Scuola Basket, che sta tirando con ottime percentuali nel corso del primo quarto, ed è tutta qui la differenza, che ora è di 8 punti tra la formazione di coach Giuseppe Pau e quella di coach Frongia. Qui altro canestro, stavolta con un bel gioco a 2 sotto canestro, l'assist per il canestro in reverse che vale il più 10, 30-20 Scuola Basket. Difficoltà per i Madas, ora 30 secondi al termine del primo quarto. Tosadori prova a smuovere le acque, la sua tripla però non va a segno. Ciccotto ha servito Raffaele Piras, il tiro mancino ancora a segno. Canestro somiglia a una vasca da bagno per la Scuola Basket in questo primo quarto, più 12, 32-20, 32 punti in 10 minuti sono un'enormità. Qui Ghiani provato la penetrazione, non è riuscito a segnare. 5 secondi per Ciccotto, la via è libera e infatti arriva un altro canestro. Il primo quarto finisce qui, più 14 Scuola Basket sui Madas Siliqua, 34-20 il punteggio. Piccola pausa per noi, pronti a tornare in diretta per il secondo quarto di Scuola Basket Cagliari Madas Siliqua.
quarto in archivio con un eloquente più 14, Scuola Basket Cagliari 34-20 il punteggio qui in via Talete. Quarta giornata del campionato di Serie D maschile 2015-2016. 2 punti fino ad ora per la Scuola Basket Cagliari, vittoriosa solamente nell'ultimo turno contro il San Salvatore Selargius. 4 punti invece per i Madas, che nell'ultimo turno hanno avuto nettamente la meglio contro il San Sperate. Qui attacca la Scuola Basket con Raffaele Piras, prova a cercare il corridoio lungo la linea di fondo, non lo trova, è già ripartito il Siliqua con Baghino. Ghiani prova a buttarsi dentro, cercava uno scarico sotto canestro per Gentile, l'idea non era male, l'esecuzione però del passaggio non è delle migliori e dunque arriva la palla persa per i Madas che ora difendono. Qui prova a lavorare con il fisico Alalian, prende il tiro in allontanamento dal cuore dell'area, lo sbaglia. Qui Ghiani va dentro, prova a cercare l'equilibrio, non semplice in corsa, controllare il corpo, per lui è arrivato l'errore. Scuola Basket Cagliari in attacco con Poma, servito fuori dall'arco Piras, lo step back e poi il tiro dalla media distanza sbagliato, bel rimbalzo da parte di Andrea Rasset, ora dietro schiena, pressato da Piras, trova un appoggio in direzione di Ghiani, c'è spazio qui per Baghino che non ci pensa 2 volte, prende il tiro, qui esce con ritardo Raffaele Piras andando a toccare il braccio del tiratore, arriva il fischio arbitrale, 2 liberi allora per Francesco Baghino, giocatore in maglia numero 11 dei Madas Siliqua. Preoccupato in panchina coach Stefano Frongia, che si consulta con il capitano Marco Porcu, quest'oggi lo ricordiamo in borghese, in panchina al seguito della squadra. A segno col primo libero Francesco Baghino, ha bisogno dei punti a cronometro fermo Siliqua, che ora ne trova 2, si riporta dunque sul meno 12, 22-34, mentre in campo per la Scuola Basket Cagliari c'è anche il numero 18, si tratta di Alessandro Trudu, è arrivato in questo caso l'errore. Qui cerca ancora la penetrazione Francesco Baghino, non trova però lo spazio, ma guadagna comunque un'importante rimessa dal fondo con 17 secondi ancora per il tiro, riceve in punta Ghiani, attacca Rasset, prende il centro dell'area, Rasset che aveva segnato ma non c'è il gioco da 3 punti di Andrea Rasset, è arrivato prima che raccogliesse il palleggio, il fallo da parte del suo diretto avversario. Andrea Rasset, giocatore assolutamente di spicco per la categoria, classe 1988, per lui prodotto del centro giovanile pallacanestro Carloforte, da sempre florido vivaio per il Sulcis e non solo, per tutta la Sardegna. Qui altra palla persa per i Madas che hanno bisogno di entrare in partita. Palla fuori per Alalian, c'è Cicotto che pensa per un attimo al tiro, fa secco con la partenza, Rasset si prende un bel tiro dalla media distanza e lo manda a segno. Sta giocando davvero bene la Scuola Basket in questa prima fase di partita, sempre più 14, 36-22, 8 minuti all'intervallo lungo. Qui è il Rasset, chiude il palleggio e favorisce il recupero di Francesco Poma, su di lui va a spendere il fallo Simone Ghiani. Fallo speso dunque dal capitano dei Madas e rimessa in zona d'attacco per la Scuola Basket. Primo fallo personale da parte di Simone Ghiani, mentre è già pronto a eseguire la rimessa Raffaele Piras. È pronto a tornare in campo Claudio Cabizzosu, esce Nicola Tosadori. Ha bisogno dell'esperienza, della classe di Cabizzosu Siliqua per tornare in partita dopo che ha trovato a lungo delle difficoltà nel corso di questa prima parte di gara. Qui bella linea di fondo da parte di Poma, arriva in ritardo l'aiuto, canestro da parte di Poma, 38-22, continua ad allargarsi il margine di vantaggio in favore della Scuola Basket, ora più 16.
Cabizzosu la partenza, muove il perno, però prima di mettere palla a terra il giocatore in maglia numero 32. Palla persa banale qui per i Madas che ora devono difendere. Alalian fuori da Poma, reclama il pallone, non riceve però Cicotto, si va sotto invece da Alalian, qui sorpreso un po' dal passaggio Alessandro Trudu, non si aspettava il servizio del compagno. Palla persa, reclama attenzione qui il tecnico della scuola basket Cagliari Giuseppe Pau, prova a prendersi un altro 1 contro 1 Andrea Rasset che va a prendere un altro fallo, giocatore difficilmente contenibile per la sua stazza e per la sua velocità il Carlo Fortino, qui è andato a guadagnare appunto un altro fallo. La rimessa in gioco già eseguita, qui lo spazio per il tiro da 3 di Rasset è lungo, bel rimbalzo però da parte di Simone Ghiani, la sua specialità il rimbalzo d'attacco, e poi la tripla di Claudio Cabizzosu che regala ossigeno ai Madas. 25-38 il punteggio qui in via Talete, 6 minuti e 50 ancora da giocare nel corso del primo quarto. Qui palla persa che definire banale sarebbe poco, infatti chiama immediatamente time out coach Giuseppe Pau. Piccola interruzione qui in via Talete, pausa anche per noi, sempre pronti poi a tornare in diretta. Terminato il time out chiamato da coach Giuseppe Pau, allora è tempo di tornare in campo. Incoraggia il proprio quintetto, il pubblico arrivato numeroso quest'oggi da Siliqua e siamo sicuri saranno in tanti. In questo momento ci stanno seguendo dal paese dei Madas. Qui il fallo sulla penetrazione di Cabizzosu, fatica a contenerlo il numero 21 Raffaele Piras, che a suo giudizio non aveva commesso il fallo. Rimessa in zona d'attacco per i Madas, 17 secondi ancora sul cronometro dei 24. La rimessa, qui va a incaricarsi Rasset, fa saltare Alalian Cabizzosu, poi il suo tiro non trova fortuna. Qui c'è spazio invece per Piras, comodo con la mano mancina a segno il canestro del 40-25, percentuali altissime per la formazione di coach Giuseppe Pau che sta tirando veramente bene. Qui si fa largo a sportellate, Cabizzosu non trova però il tiro, lavora bene ancora sui palloni sporchi Simone Ghiani, lo abbiamo accennato in precedenza, la sua specialità, quella di lavorare duro e forte a rimbalzo sui palloni vaganti con grinta, con intensità. Il capitano dei Madas è andato a guadagnarsi un importante fallo che lo porta in lunetta, il primo libero a segno per Simone Ghiani, mentre coach Giuseppe Pau ha pronti 2 cambi, 2 su 2 per Ghiani. Allora arriva il cambio, pronti 2 giocatori per i Madas, si tratta del numero 7 Francesco Cabras e del numero 19 Andrea Melis. Sono usciti il numero 21 Raffaele Piras e il numero 11 Sami Al-Alian. Qui attacca Poma, c'è spazio per il nuovo entrato Cabras che torna però in punta da Cicotto, la finta di Cicotto che fa saltare Rasset, fuori il tiro da 3 di Melis lungo, rimbalzo conquistato da Andrea Rasset che poi si affida alle mani del playmaker Baghino. Si propone per il blocco Ghiani, si va invece da Cabizzosu, il passaggio in punta, la tripla presa da Ghiani con spazio a segno e il capitano a guidare i Madas. Ora meno 10, 30-40, segnali di vita importanti per la formazione di coach Stefano Frogia. Qui lavora bene con il palleggio, arresto e tiro Andrea Melis, 2 punti di ottima qualità per la scuola basket. Cabizzosu a testa bassa contro Poma, si guadagna un fallo. L'esperienza di Claudio Cabizzosu per i Madas Siliqua, Madas che l'anno scorso avevamo conosciuto con in campo altri 2 giocatori molto esperti del panorama sulcitano come Giuseppe Messina e Simone Frisolone. Giuseppe Messina è andato
è tornato meglio nella sua città natale, ovvero Carbonia, dove affronterà il campionato di promozione maschile. Simone Frisoloni invece da quest'anno siede in panchina al fianco di coach Andrea Masini del Calasetta, campionato quindi di Serie C maschile e Calasetta in particolare, che vi andremo a raccontare domani. La sfida sempre in diretta contro Sustentu, 2-2 per Cabizzoso in precedenza, Scuola Basket però in attacco con il tiro qui mandato per aria dal numero 18 Alessandro Trudu, un airball per lui. 32-42, meno 10 Madas Siliqua. Già una buona notizia comunque per la formazione di coach Frongia, che era scivolata in precedenza anche sul meno 16. Qui spalle a canestro Ghiani, lo scarico per Rasset, il passaggio in punta per mettere in ritmo Cabizzoso, altra tripla a segno, esplode la panchina dei Madas che si rifanno sotto 35-42. Attacca la Scuola Basket con Francesco Cabras, il tiro da 3 è lungo, era uscito con un pizzico di ritardo Simone Ghiani, favorendo la scelta del suo diretto avversario. Reclamava palla qui Andrea Rasset, non servito, e arriva il fallo su Baghino che è pronto in lunetta per 2 liberi, mentre mancano 4 secondi al termine del primo quarto. Dunque prezioso viaggio in lunetta per i Madas con Francesco Baghino che ha realizzato il primo libero. 36-42 il punteggio, 2-2 anche per Francesco Baghino. Ultimi 4 secondi, si deve affrettare, anzi c'era stato un errore sul cronometro in precedenza che ci aveva tratto in inganno. Molto più lungo il secondo quarto qui in via Talete, 4 minuti e 17 secondi ancora da giocare e non 4 secondi. Meno 5 per i Madas Siliqua che si riportano in zona d'attacco. 37-42 il punteggio, mentre attacca Simone Ghiani. Lo scarico per Baghino, Cabizzoso prende il tiro da 3, lo sbaglia, rimbalzo, lavora bene Gentile ma viene pescato il suo fallo da parte, il fallo commesso su Francesco Poma. Si lamenta Gentile che esce dal campo e fa posto a Lorenzo Fini. Quel tiro di Lorrai a segno in uscita dai blocchi, anzi si trattava di Davide Ciccotto in maglia numero 15. Canestro importante per la Scuola Basket che recupera un altro pallone. Qui Cabras fuori da Melis, il tiro in corsa di Melis alzando la parabola. 46-37, mini parziale per la Scuola Basket che prova una nuova fuga in avanti. Quel fallo su Simone Ghiani, tentava l'anticipo Andrea Melis. Mentre sono pronti i 2 cambi in campo. Un cambio per parte per i Madas Siliqua. Rientra in campo Nicola Tosadori, mentre in casa Scuola Basket esce Trudu con il numero 18, entra con il 45 Lorrai. C'è da aspettare prima del cambio in casa Madas Siliqua, mentre Simone Ghiani è pronto in lunetta per 2 tiri liberi. Dentro il primo di Simone Ghiani, 38-46. 2-2 per Ghiani che ora esce, lascia il campo in favore di Nicola Tosadori. 39-46, 3 minuti e 28 secondi prima dell'intervallo lungo qui in via Talete. Directasport.it e Sardegna Sport.com, quarta giornata del campionato di Serie D maschile. Qui facile la penetrazione da parte di Andrea Melis che fa secco il suo diretto avversario, lo batte sul primo passo e poi appoggia il canestro del +9
più 9 Scuola Basket. Applaude la difesa dei suoi. Coach Giuseppe Pau, qui redarguito dagli arbitri, che lo ricordiamo sono i signori Riccardo Solinas e Nicola Miliddi. Richiamato coach Giuseppe Pau. Pausa della partita che ci consente anche di ricordare quelli che saranno i prossimi appuntamenti su directasport.it e sardegnasport.com. Domani dalle 18 al Palamellano di Sestu, quinta giornata del campionato di Serie C maschile. Sustentu Sestu, Automec Siliqua, sfida di cartello del primo campionato regionale. Mentre è tutto pronto per la ripresa del gioco, dopo coach Giuseppe Pau viene redarguito anche il capitano della Scuola Basket Cagliari, Mattia Lorrai, mentre è pronto in lunetta Lorenzo Fini, che era dato a subire il fallo in precedenza. Tutto pronto per l'esecuzione dei 2 tiri liberi. Il primo è a segno, 40-48, punteggio molto alto a questo punto della partita. 2 su 2 per Lorenzo Fini, meno 7 Madas, 41-48. Attacca Andrea Melis, fuori da Lorrai, ancora Melis, il tiro però comodo da fronte canestro è sbagliato. Qui il tiro da 13 Cotto, che ha davvero la mano caldissima dalla lunga distanza quest'oggi. Respinge l'assalto dei Madas e riporta i suoi sul più 10. Qui altra palla recuperata e la stoppata di Baghino, poi il recupero di Tosadori che provava a servire Rasset solissimo in contropiede. Si dispera Andrea Rasset, che già pregustava 2 punti facili per la sua squadra. Vanificata dunque la gran giocata difensiva in precedenza da parte di Baghino, mentre attacca la Scuola Basket con Cabras. Il servizio per Andrea Melis, che prende la penetrazione e poi va vicino al gioco da 3 punti. Il fallo commesso da Claudio Cabizzosu, che manda in lunetta dunque Andrea Melis, ancora bravo a prendere il tempo con la penetrazione nel cuore dell'area. Primo libero a segno per Andrea Melis, 52-41, respinta sul meno 11 Siliqua. Ora meno 12, 53-41. Altro cambio per coach Pau, richiamato Francesco Cabras. Sul parquet fa il suo primo ingresso Felipe Brisu. Allunga la difesa la Scuola Basket, la rimessa che andrà a eseguire Andrea Rasset. La palla all'indirizzo di Nicola Tosadori, 2 minuti e mezzo prima dell'intervallo lungo. Qui il fallo speso su Tosadori, parte di Mattia Lorrai. Non ce ne sono. È bene spostarlo. Sono lei già preso. Assegno dalla lunetta Nicola Tosadori, riporta i Madas sul meno 10, 43-53, mentre il pallone nelle mani di Felipe Brisu. Ha servito Francesco Poma, si propone in punta ma non viene servito Ciccotto, viene invece servito Andrea Melis. Gli strappa il pallone Lorenzo Fini, che fa il campo, lo percorre a larghe falcate, ma è arrivato l'errore da sotto per i Madas. Ora Rasset, il tiro da 3 a segno. Andrea Rasset, 46-53, 1 minuto e 50 ancora da giocare nel corso del secondo quarto. Ciccotto contro Rasset, prova a sfidarlo dal palleggio, si prende la tripla Ciccotto, che si sente in fiducia ma in questo caso sbaglia. Ora Rasset, il passaggio sotto per Fini, che sbaglia però incredibilmente da sotto, ma ha recuperato palla Siliqua.
ora fuori per Rasset che è in fiducia anche lui e manda a segno la tripla del 49-53. Continuo elastico tra le due squadre. Ora Siliqua si rifà sotto, qui c'è il fallo su Francesco Poma che prendeva la penetrazione con la mano destra, il fallo speso se non abbiamo visto male dal numero 22 Salvatore Baghino. Un minuto e 18 secondi prima dell'intervallo lungo. 53 Scuola Basket Cagliari, 49 Madas Siliqua. Siamo in diretta da Via Talete, directasport.it e sardegnasport.com, campionato di Serie D maschile, quarta giornata in diretta sui nostri schermi. Francesco Poma è pronto in lunetta per permettere alla Scuola Basket Cagliari di allungare con altri 2 punti, lungo e non di poco il primo libero di Francesco Poma. E dentro invece il secondo, 54-49, più 5 Scuola Basket che ora allunga la difesa. Baghino porta il pallone in zona offensiva, lo propone poi all'indirizzo di Nicola Tosadori, la palla fuori per Baghino, da un Baghino all'altro, da Francesco a Salvatore. E qui arriva un altro fallo commesso da Manuel Fois che nel frattempo è tornato in campo, accoppiato con Andrea Rasset e mandato in lunetta il giocatore Carlo Fortino per 2 tiri liberi. Primo libero a segno per Andrea Rasset. 50-54, abbiamo già avuto modo di sottolinearlo, ora 51-54. Primo tempo davvero delle percentuali altissime, punteggio altissimo, entrambe le squadre sono in media per andare sopra quota 100 punti, mentre attacca Lorrai qui bel dietro schiena a far secco il suo diretto avversario che in questo caso era Nicola Tosadori. Va a spendere il fallo Tosadori, vedremo quale sarà la paletta alzata da parte degli ufficiali di campo mentre siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto. 54-51, primo fallo. E Lorrai in lunetta. Due su 2 per Lorrai, 56-51. Attaccano i Madas. Qui Manuel Fois che va a recuperare un bel pallone, tocca e riesce a salvare miracolosamente Francesco Poma con un balzo qui, però vanifica tutto con lo sfondamento Felipe Brisu, con poco controllo del corpo in questa circostanza. Fallo in attacco per la Scuola Basket Cagliari e 40 secondi ancora da giocare, mentre Ermanno Iaci in persona ad andare a occuparsi della asciugatura del parquet. Directasport.it, sardegnasport.com in diretta da Via Talete. La rimessa eseguita da Andrea Rasset. Nicola Tosadori a ricevere il passaggio, ora Lorenzo Fini. Lorenzo Fini porge all'indirizzo di Baghino, la tripla di Baghino è lunga. Ora Poma, 25 secondi, va a spendere il fallo. Si infuria con il suo playmaker, coach Giuseppe Pau. È arrivato il fallo che manda in lunetta Francesco Poma. Sbagliato il primo libero da parte di Francesco Poma. Sempre più 5 Scuola Basket, 56-51 che diventa 57-51. C'è circa un secondo di discrepanza tra il cronometro della partita e il cronometro dei 24. Qui inusuale fischio, palla accompagnata ai danni di Salvatore Baghino, palla persa per i Madas. E allora la Scuola Basket con 19 secondi sul cronometro potrà andare fino alla fine di questo
secondo quarto, chiamato lo schema doppio da parte di Poma. Brisu all'indirizzo di Andrea Melis a lavorare dal palleggio. Melis perde il controllo della sfera, prova a salvare Manuel Fois, prende il tiro da 3 e lo sbaglia in 2 tempi. Il rimbalzo di Baghino, 5 secondi ora 4 per l'attacco dei Madas. La palla sotto per Fini che non riesce però a convertire il lay-up dopo 20 minuti. Allora il punteggio qui in via Talete vede avanti la Scuola Basket Cagliari sul 57-51. Pausa per noi, pronti a tornare in diretta fra 10 minuti per il secondo tempo di Scuola Basket Cagliari Madas Siliqua. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Vediamo. Veloci, che abbiamo solo 3 minuti. Ma abbiamo anche un pallone nuovo oggi, vero? Qual è? Questo? No, perché oggi mettiamo in palio anche il pallone. Ci siamo? Allora, siccome la settimana prossima è Halloween, un pallone, lo chiamate? Un pallone. Dai. Ehi, vai a prendere un pallone che giochiamo, che si vince. Allora, pronti? Siccome la settimana prossima è Halloween abbiamo questi e la lacca per colorare i capelli, ok? Un canestro è una cosa che si mangia con la lettera M. Vediamo, un canestro. Vediamo. Tra l'altro nel canestro alto, Vediamo. Anche i muri di questa città. Canestro da una parte, canestro dall'altra ancora. Vediamo un po'. Dai Giulia, accelera, Giacomo accelera. Giuro questa volta ti vengo a prendere. Vediamo. E senza sapere quando. Giulia, quanto sei? Dai, quanto sei? Io li ho fatti tutti. Melone. Giusto! Tornare qua, veloci. Attenzione, quindi vince chi sei tu? Guarda Nicolò, con le immagini di là. Ciao. E dite anche, venite alla scuola basket a fare mini basket perché? Devo dire il perché. Perché? Perché è divertente. Perfetto, allora, eccolo qua, cosa scegli? Ok, attenzione, la lacca per capire, non è finita, ci sono 2 scheletri. Canestro è una cosa da mangiare che inizia con la lettera L. Andiamo, Vediamo. Veloci, vediamo. Nicolò dice di essere in forma. Ci siamo? Attenzione. Lumache, buonissime. Lumache al sugo o in padella? Al sugo. Attenzione, tutti qua, perché c'è l'ultimo gioco, quindi vince Giacomo, scegli uno scheletro, ok? L'ultimo, poggiate il pallone, vince il primo che mi dà un 5 dopo aver dato un 5 a tutti i giocatori della Serie D, via! Vediamo, Andrea, con le immagini di Andrea, il 5 a tutti i giocatori della Serie D, vediamo se tutti, non ne deve mancare uno, guarda qua, qui non le date, non avete dato, anche lì, guarda lì, il numero 13, vediamo, attenzione, eccola qua, mi sembra sia arrivata Giulia che mi ha dato il 5, io ho visto Giulia, facciamo decidere a Manuel, dove sei? Vieni un attimo, tra Giulia e Nicolò. Chi è che merita? Giulia in assoluto. Giulia vince lo scheletro. Estrazione.
Menù pizza, pizzeria una per 2, pizza, bibita e gelato. Estrae Andrea, estrai, prendi un numero, girati da questa, deve essere ufficiale. Vince la pizza, bibita e gelato, il biglietto numero, una trepidante attesa, 82, eccolo! Pizza, bibita e gelato per 2. Chi è? Eccolo qua. Contento per la pizza? Sì. Sì? Claudio. Ale. E adesso vediamoci il secondo tempo di Scuola Basket Siliqua. Nuovamente in diretta dal Palasport di Via Talete, secondo tempo di Scuola Basket Cagliari Madas Siliqua, quarta giornata del campionato di Serie D maschile di basket. Dopo i primi 20 minuti la Scuola Basket è avanti sul punteggio altissimo, come abbiamo avuto modo di sottolineare in più di una circostanza, di 57-51. Intanto c'è da ringraziare chi ha permesso, ha reso possibile questa diretta, oltre a Finsarda Assicurazioni, Bioestetic e AET, impianti elettrici e telefonici. C'è da ringraziare anche Market Grussu, Panificio Moci, La Dolceria e IT Impianti Tecnici, che hanno permesso appunto questa diretta. Attività commerciali di Siliqua vicine ai Madas e non solo, anche a direttasport.it, sardegnasport.com ci hanno permesso quest'oggi di entrare nelle vostre case, sui vostri PC, sui vostri dispositivi portatili, cellulari, tramite la piattaforma YouTube, a proporvi questa sfida assolutamente importante del campionato di Serie D maschile. È iniziato ormai da 40 secondi il terzo quarto, riepiloghiamo i quintetti in campo per i Madas Siliqua: Claudio Cabizzoso, Andrea Rasset, Simone Ghiani, Nicola Tosadori e Lorenzo Fini. Per la Scuola Basket Cagliari invece ci sono Davide Ciccotto, Raffaele Piras, Riccardo Badellino, Felipe Brisu e il numero 19 Andrea Melis. La palla per Nicola Tosadori, servito Andrea Rasset, la partenza solita bruciante di Andrea Rasset, a segno allo scadere dei 24 secondi, gran canestro piazzato per Andrea Rasset, 55-59, si rifanno sotto i Madas sul -4, la palla circola sul perimetro, ora prova a prendere la penetrazione Piras, si va da Badellino, ancora sotto da Raffaele Piras che prende bene posizione ma non riesce a concludere. Ora la tripla ancora di Rasset, in questo caso però il giocatore Carlo Fortino non riesce ad andare a bersaglio, sempre -4 Madas, il tiro da 3 a segno, ancora Ciccotto, glaciale, dai 6,75 quest'oggi, 62-55 allora il punteggio, attaccano i Madas con la palla fuori per Tosadori, il tiro dall'angolo a segno, 57-62, continua elastico tra le due squadre, Scuola Basket che non riesce a dare il colpo di grazia agli avversari, Madas Siliqua che invece non mollano. Qui Andrea Melis non trova la via del canestro, trova comunque un... Scusate, si trattava del giocatore avversario che è andato invece a subire il fallo, che era probabilmente stato commesso proprio da Melis. Qui intanto c'è da raccontare il potenziale gioco da 3 punti di Nicola Tosadori, che fa saltare l'avversario con la finta. Ha subito un colpo al volto, qualche difficoltà per lui, va a sincerarsi delle sue condizioni l'arbitro.
Libero aggiuntivo a segno per Nicola Tosadori. 60-62, partita equilibrata qui al Palasport di Via Talet. Attacca la scuola basket con Davide Ciccotto, il passaggio dietro la schiena in bello stile per Badellino lungo la linea di fondo. Fallo evidente ai suoi danni da parte di Tosadori, che si accusa immediatamente dell'irregolarità. Si avvicina alla panchina intanto Ciccotto, che va a discutere con il coach Pau, mentre Riccardo Badellino è pronto in lunetta per i suoi 2 tiri liberi. Corto il primo libero di Badellino. Dentro invece il secondo, più 3, scuola basket Cagliari, 63-60, 7 minuti e 23 secondi prima dell'ultimo mini intervallo qui in Via Talete. Cabizzosu con coraggio a prendere il cuore dell'area. Si guadagna un fallo importante il giocatore Iglesiente dei Madas Siliqua. 2 liberi per lui. Giocatore decisivo lo scorso anno per la promozione dei Madas, quest'anno ancora nel roster di coach Stefano Frongia. A segno col primo libero Claudio Cabizzosu. 2 su 2 per lui, 62-63. Prosegue l'equilibrio. Raffaele Piras fuori per Badellino, prova ad attaccare Tosadori. Piras prende la linea di fondo, ancora Badellino. Va a cercare Felipe Brisu, lo step back e poi il tiro sbagliato, rimbalzo, salta più in alto di tutti Andrea Rasset, che poi porge all'indirizzo di Nicola Tosadori, fronteggiato da Badellino. Si va da Simone Ghiani. La partenza di Ghiani è difettosa secondo il duo arbitrale. Arriva l'infrazione ai passi per il capitano dei Madas. 63-62 il punteggio inchiodato qui al Palasport di Via Talete. Il tiro di Ciccotto, ancora a segno Davide Ciccotto, leader offensivo indiscusso quest'oggi per la sua squadra. Andrea Rasset intanto prova a sfidare tutta la difesa della scuola basket, non riesce a concludere qui la finta di Ghiani. Bell'assist ancora per Rasset, che voleva un fallo, il fischio arbitrale però non arriva. Qui la virata di Ciccotto, infrazione di passi secondo gli arbitri e nulla di fatto. 65-62. Altro cambio, esce Simone Ghiani e torna in campo con il 22 Baghino. Cabizzosu dal palleggio prova ad attaccare Ciccotto, prende la linea di fondo, tentava lo scarico all'indirizzo di Baghino, ha recuperato palla però la scuola basket, che poi fa volare in campo aperto Davide Ciccotto, che realizza il 67-62 più 5 minuti e 55 secondi prima della fine del terzo quarto. Lavora dal post Cabizzosu, il ribaltamento per Baghino che la va con la finta e poi con il tiro che dovrebbe essere da 2 punti. E questa è l'indicazione arbitrale, da 2 punti Baghino a segno, 64-67. C'è da asciugare intanto il parquet. Pausa della partita che ci permette ancora una volta di ricordare quelli che sono gli sponsor che rendono possibile non solo questa diretta ma anche quella che è andata in scena in precedenza tra Astro Cagliari e Basket Nulvi per il campionato di Serie B femminile. Vi ricordiamo, sono la Bioestetic, azienda che produce prodotti per parrucchieri professionisti, IT, impianti elettrici e telefonici, e poi Finsarda Assicurazioni, leader nel suo settore da tanti anni in Sardegna. ASD D-Sport, specializzata nella
realizzazione di camp estivi multidiscipline. Questi sono gli sponsor di casa Scuola Basket Cagliari. Dall'altra parte invece rendono possibile, offrono questa diretta, lo ricordiamo, Market Grussu, Panificio Moci e la dolceria di Siliqua assieme a IT Impianti Tecnici. Tanto Badellino ha sbagliato il suo primo tiro a cronometro fermo, segnato invece il secondo. Allunga la difesa ancora la Scuola Basket, che si è portata sul +4, 68-64. Rasset porta palla in zona offensiva, usufruisce del blocco di Baghino, qui prende la penetrazione nel cuore dell'area Lorenzo Fini, che va a segno e riporta la sua squadra sul -2. Siamo a metà esatta del terzo quarto qui in via Talete. Raffaele Piras fuori da Andrea Melis, il tiro piazzato con parabola alta a segno e non accennano a calare le percentuali dal campo per la Scuola Basket Cagliari. A segno con 70 punti già a metà del terzo quarto, non è da meno Andrea Rasset, gran canestro di talento puro, talento ne ha da vendere il giocatore originario di Carloforte. Raffaele Piras contro lo stesso Rasset, si va fuori da Badellino, fallo in attacco e questa la chiamata arbitrale. Applaude la panchina del Siliqua. Andrea Rasset dal palleggio, gambe basse, porta la pressione Samia Lalian, il tiro da 3 di Rasset, stavolta una scelta piuttosto avventata, il tiro che non va nemmeno vicino a cogliere il ferro. Si rimane così sul 68-70, -2 Madas Siliqua, ora in difesa con Badellino che ha già servito Andrea Melis. La palla è in punta per Sami Al-Alian, ora c'è Raffaele Piras che serve Cicotto, il giro e tiro di Cicotto sbagliato, bel rimbalzo qui da parte di Baghino che ha servito Fini. Fini si gira e propone ancora in direzione di Francesco Baghino, che però sbaglia la conclusione dalla lunga distanza. Si lotta a rimbalzo e si riprenderà con una rimessa dal fondo per la Scuola Basket Cagliari. Il possesso affidato nelle mani di Riccardo Badellino. Ora Andrea Melis, palla dietro la schiena e poi il servizio all'indirizzo di Raffaele Piras. C'è spazio per il tiro da 3 di Badellino, a segno Riccardo Badellino. E ancora una tripla non contestata o contestata con eccessivo ritardo, porta 3 punti in casa Scuola Basket Cagliari. Qui Cavizzosu prova a rendere pan per focaccia, sbaglia, la vola a rimbalzo Francesco Baghino. L'ultimo tocco però è suo secondo gli arbitri. 68-73, 3 minuti e 29 secondi ancora da giocare nel corso del terzo quarto qui in via Talete. Riccardo Badellino dal palleggio ha servito Andrea Melis, sfidato Lorenzo Fini che cerca palla da dietro e come sempre succede in questi casi arriva puntuale il fischio arbitrale a punire la difesa. Primo fallo di Lorenzo Fini. Qui Badellino fuori per il tiro di Cicotto, stavolta è sbagliato, rimbalzo di Rasset, si va da Baghino, Baghino attacca il pitturato, prova lo scarico all'ultimo momento per Salvatore Baghino, qui riesce a salvare il pallone Davide Cicotto che era andato a rimbalzo. +5 Scuola Basket Cagliari in attacco, 7-3-6-8 per la formazione del CEP, la palla fuori per Raffaele Piras, quel fallo fischiato ai danni del numero 21 in maglia giallo-verde, fallo commesso dal numero 5 in maglia bianco-blu, vale a dire Andrea Rasset. Rimessa dal fondo, si va fuori da Al-Alian. Al-Alian attacca dal palleggio, fuori c'è Badellino, fronteggiato da Baghino. 7 secondi per l'attacco della Scuola Basket Cagliari. Baghino aveva fatto tutto bene
era partito con il crossover in palleggio a sfidare la difesa dei Madas, ma ha sbagliato la cosa apparentemente più facile, ovvero l'appoggio a canestro. Prova Rasset ad accorciare ancora per i suoi, perde però il possesso della sfera, la recupera però Baghino che si affida ancora a Rasset, un altro errore di Rasset che recupera però il rimbalzo. Stavolta invece riesce a segnare il canestro che vale il -3. Madas Siliqua 73-70, 2 minuti e 15 secondi al termine del terzo quarto, quando attacca Ciccotto, qui muove il perno, infrazione di passi, esulta Salvatore Baghino che ha indotto l'avversario a questa infrazione. Cavizzosu a servire Francesco Baghino, si avvicina per il blocco Rasset, arriva qui il fallo di Alalian, mentre è pronto sul cubo dei cambi Simone Ghiani. Esce Rasset, vuole preservarlo e concedergli un po' di riposo coach Stefano Frongia. 2 minuti e 2 secondi al termine del terzo quarto, cambi anche in Scuola Basket Cagliari con Francesco Cabras che torna sul parquet, è uscito Sami Al-Alian. Rimessa in gioco all'indirizzo di Simone Ghiani che lavora dal post all'indirizzo, il passaggio all'indirizzo di Claudio Cavizzosu, tripla aperta per Baghino che però non riesce a realizzare la fuga in contropiede da parte di Andrea Melis, con un bel numero fa secco il suo avversario e poi anziché andare sotto si accontenta del tiro dalla media distanza e fa bene perché il suo tiro è morbido a segno e vale il +5. Scuola Basket Cagliari, 1 minuto e 37. Intanto è arrivato il fallo su Lorenzo Fini, spedito in lunetta per 2 liberi. Primo libero a segno per Lorenzo Fini, giocatore in maglia numero 1 per i Madas Siliqua. Anche il secondo libero è andato a segno, 75-72 +3 Scuola Basket Cagliari, il possesso gestito da Riccardo Badellino, fuori per Raffaele Piras contro la difesa di Cavizzosu. Bel movimento sul perno di Piras che però sbaglia la conclusione. Palla per Cavizzosu che si coordina bene in corsa e manda a referto altri 2 punti, -1 Madas. Francesco Cabras all'indirizzo di Badellino, la partenza di Badellino, fuori da Cabras, ora la partenza di Andrea Melis, cerca lungo la linea di fondo Badellino, la finta di Badellino che però poi sbaglia, recupera il rimbalzo e va a segno. Andrea Melis qui perde il controllo della sfera Baghino. Andrea Melis fa saltare il suo avversario, si appoggia all'amico tabellone e realizza i punti del +5. Scuola Basket 79-74. Prova a rispondere Simone Ghiani, qui chiuso in angolo, trova l'appoggio di Lorenzo Fini, la partenza di Lorenzo Fini che era buona anche in questo caso. Fermato fallosamente, rimane a terra il giocatore dei Madas. Problema forse è una caviglia per lui. Vanno a sincerarsi delle sue condizioni anche 2 giocatori avversari a testimoniare il clima di grande sportività quest'oggi in campo. Si rialza Fini che zoppica però non sembra in grado di poter proseguire sul parquet. Esce applaudito da tutto il pubblico di Via Talete, al suo posto entra in maglia numero 13 Nicola Tosadori. 74-79, bella partita, spettacolare, con punteggio inusualmente alto per questi livelli. Infatti a 28 secondi dal termine del terzo quarto il punteggio vede la Scuola Basket Cagliari avanti sul 79-74, mentre Nicola Tosadori, che è in lunetta per i liberi, che è andato a guadagnarsi in precedenza Lorenzo Fini, ha fatto 1 su 2, 75-79, 26 secondi per l'attacco della Scuola Basket. Finta di tiro per Cabras, la tripla la prende Ciccotto, non trova però neanche il ferro, recupera il pallone vagante Melis all'indirizzo di Raffaele Piras, si va fuori ancora da Andrea Melis. 7 secondi per il tiro della Scuola Basket,
Qui la palla nuovamente in punta per Ciccotto che finisce a terra, infrazione di campo per Ciccotto che tuffandosi aveva scavalcato la linea di metà campo. E allora 4 secondi e 35 centesimi per l'ultimo attacco del Madas. Siliqua Tosadori dal palleggio si affida a Cabizzosu, mandato per aria il tiro da 3 sbagliato. E allora finisce qui il terzo quarto dopo 30 minuti qui al Palasport di Via Talete, più 4 Scuola Basket Cagliari sul 79-75. Piccolissima pausa per noi, tra poco nuovamente in diretta. Tutto pronto per gli ultimi 10 minuti di Scuola Basket Cagliari Madas Siliqua, quarta giornata del campionato di Serie D maschile 2015-2016. Il punteggio dopo 30 minuti è assolutamente in bilico. Vede la Scuola Basket Cagliari avanti sull'81-75, partita avvincente con le squadre protagoniste di un continuo elastico. Scuola Basket Cagliari quelli sempre in vantaggio ma mai capace di chiudere definitivamente la contesa. Madas Siliqua invece a contatto, colpo su colpo, a rispondere, a rimanere aggrappati a questa sfida. Qui Baghino porta il pallone in zona offensiva da Salvatore a Francesco Baghino. Ora la palla all'indirizzo di Cabizzosu che prova a prendere il centro dell'area, il tiro di Cabizzosu con equilibrio precario è sbagliato, è rimasto a terra Badellino dopo il contatto con Cabizzosu, colpito al volto il playmaker della Scuola Basket Cagliari. Abbraccio con Cabizzosu, nulla di grave per lui che è in grado di riprendere il gioco. Cambi in casa Scuola Basket Cagliari, esce Andrea Melis, torna Manuel Fois, esce anche Badellino e torna in campo il capitano della Scuola Basket Cagliari Mattia Lorrai. Nove minuti e 8 secondi ancora da giocare nel corso di questa sfida. 75-83 il vantaggio della Scuola Basket Cagliari. Non è uscito intanto Badellino, è uscito invece un suo compagno che andremo a identificare tra qualche istante. Intanto Badellino è andato a segno con la tripla che spinge sul più 11 la Scuola Basket Cagliari. In precedenza era uscito il numero 19 Andrea Melis. Qui palla persa banale da parte di Badellino, incoraggiato dal suo tecnico. Prova a dare una spallata importante alla partita della Scuola Basket, dicevamo ora in vantaggio sul più 11, 86-75. C'è bisogno per i Madas di una nuova reazione. Cabizzosu lavora dal palleggio fuori per Rasset, finta la tripla e poi parte in palleggio, stessa cosa fa Cabizzosu che però poi sfonda. Buona secondo gli arbitri la posizione difensiva di Riccardo Badellino in questo caso. 8 minuti e 30 secondi ancora da giocare nel corso dell'ultimo quarto. Sempre più 11 Scuola Basket Cagliari 86-75. Rimessa in gioco eseguita all'indirizzo di Riccardo Badellino. Manuel Fois, il tiro qui da parte di Raffaele Piras è sbagliato. Rasset ha recuperato il rimbalzo e ha dato il pallone all'indirizzo di Cabizzosu. Da Baghino a Rasset, il blocco di Cabizzosu, ancora Rasset, servito a Cabizzosu, fa saltare il suo avversario Cabizzosu, il tiro a segno dalla media distanza. Non si vuole arrendere Siliqua. 86-77, qui Ciccotto da 3 punti è lungo, bel rimbalzo però da parte di Lorrai e poi arriva il canestro di Davide Ciccotto a portare nuovamente sul più 11 la Scuola Basket Cagliari. Qui sfortunato Tosadori, dentro e fuori la sua tripla.
il palleggio di Riccardo Badellino, si va fuori da Lorrai, fuori dai blocchi c'è Raffaele Piras, ora Cicotto a lavorare dal post basso, il tiro in allontanamento è vincente e allora scappa via sul più 13 la Scuola Basket Cagliari. Coach Stefano Frongia vuole parlare con i suoi per provare a ricucire questo parziale negativo, chiamato il time out, piccola pausa qui in via Talete. Squadre nuovamente in campo, i Madas Siliqua hanno bisogno di una scossa, devono reagire dopo il parziale che ha portato la Scuola Basket Cagliari in vantaggio di 13 lunghezze sul 90-77. Riceve ora Claudio Cabizzosu, guarda il canestro, la partenza dopo la finta. Buona idea, ma secondo gli arbitri ha mosso il perno, è arrivato un fischio arbitrale. Vediamo qual è stata la decisione degli arbitri, probabilmente riciclato il cronometro dei 24 secondi, poco chiaro questo fischio arbitrale. Intanto la Scuola Basket Cagliari nuovamente in attacco, il tiro di Cicotto questa volta balla sulla struttura del tabellone e si spegne poi sul fondo, rimessa per i Madas con Tosadori ad attaccare dietro schiene di Tosadori. Difficile il suo lavoro contro la difesa di Mattia Lorrai. Ora Andrea Rasset dal palleggio, palleggia troppo e finisce col perdere il pallone. Qui poi Simone Ghiani deve andare a spendere il fallo per fermare il contropiede velocissimo della Scuola Basket che era già partito. Si riprenderà con una rimessa da metà campo in favore della Scuola Basket con Raffaele Piras che è pronto a rimettere all'indirizzo di Riccardo Badellino. 6 minuti e 43 secondi prima della fine di questa gara. Lorrai all'indirizzo di Manuel Fois contro Simone Ghiani, la palla sotto per Cicotto che poi è un po' pigro con il tiro, decide di non appoggiarsi al tabellone, finisce con lo sbagliare il tiro facile da sotto canestro. Intanto dall'altra parte è arrivato un fallo a premiare l'attacco dei Madas che manderanno in lunetta Nicola Tosadori. Tosadori lo scorso anno avversario curiosamente dei Madas nel campionato di promozione con la maglia del Panda di Monserrato. 2 su 2 per lui, 79-90, più 11 per la Scuola Basket Cagliari con Riccardo Badellino per Manuel Fois. La partenza dal palleggio di Manuel Fois, poi si butta dentro con sue grandi doti agonistiche, andava a cercare un fallo, è arrivata però la palla persa per la Scuola Basket Cagliari. Rimesso in gioco il pallone all'indirizzo di Nicola Tosadori, su di lui ancora la pressione di Lorrai. Rasset ancora per Tosadori, la tripla aperta a segno di Nicola Tosadori. Non si arrendono i Madas, il grande cuore dei ragazzi di coach Stefano Frongia. 82-90, meno 8 per la formazione bianco-blu. Riccardo Badellino prova a smarcarsi di Cicotto che non riceve qui Lorrai. Si torna fuori da Cicotto, passaggio consegnato per Raffaele Piras, 2 secondi per l'attacco della Scuola Basket, non trova la via del canestro Raffaele Piras e allora altra palla recuperata da parte dei Madas che provano a rifarsi sotto. Il tempo c'è tutto, 5 minuti e 35 secondi ancora da giocare prima della fine di questa partita. Qui trovato il taglio di Cabizzosu a segno in reverse e arriva il fallo per il potenziale gioco da 3 punti. Attenzione perché abbiamo una partita qui in via Talete. Madas Siliqua sul meno 6 e con la possibilità di tornare sul meno 5 con Claudio Cabizzosu. Tiro libero supplementare a segno e allora meno 5, 85-90, 5 minuti e mezzo ancora da giocare. Badellino
Ora Lorrai ha servito Cicotto, la partenza di Cicotto, bello lo scarico per Badellino che tiene il contatto ma non riesce a convertire il layup. Qui Tosadori, infrazione di passi anche per lui sulla partenza. Peccato per i Madas perché stavano per arrivare altri 2 punti facili che avrebbero portato la formazione di coach Stefano Frongia addirittura sul -3. Qui amnesia difensiva e tiro facile per Cicotto che però sbaglia, sta sporcando le sue percentuali il giocatore in maglia numero 15 giallo-verde. Qui arriva il fallo commesso probabilmente da Riccardo Badellino, è così, fallo di Riccardo Badellino. Non c'è il bonus però ancora per Siliqua, c'è invece il time out in campo e piccolissima pausa per noi. Quattro minuti e 58 secondi intensissimi, tutti da vivere su direttasport.it e sardegnasport.com. Partita ancora in bilico tra Scuola Basket Cagliari e Madas Siliqua, +5 per la formazione di coach Giuseppe Pau che ora deve difendere Simone Ghiani. La finta e poi la partenza in palleggio dal post. Simone Ghiani prova a cercare il tiro, la palla fuori per Tosadori, si torna da Andrea Rasset, il blocco di Cabizzosu, il pick and roll tra i due. Cabizzosu sulla sirena dei 24 secondi non trova la via del canestro e poi c'è il fallo in attacco di Manuel Fois. Ingenuità clamorosa del giocatore in maglia numero 23 giallo-verde, tanto talentuoso quanto avvezzo in alcuni casi a delle ingenuità dettate anche, come è logico e normale che sia, dalla poca esperienza. Fallo per Manuel Fois, rimane in attacco Siliqua, tripla aperta di Tosadori. Qui era una ghiotta occasione per i Madas, la tripla di Tosadori era però corta, pallone vagante, appannaggio della Scuola Basket Cagliari. 4 minuti e 33 secondi. L'attacco dei giallo-verdi con Mattia Lorrai, il capitano, a gestire questo possesso contro Andrea Rasset, lo brucia sulla partenza e poi Cicotto che torna a segnare e respira. La Scuola Basket che torna sul +7, 92-85. Fischio arbitrale. Qui probabilmente uno dei due arbitri era andato a lamentarsi con coach Giuseppe Pau per la condotta di Manuel Fois, prontamente rimproverato dal suo tecnico. Qui possesso difficile per Siliqua, la tripla di Andrea Rasset e nuovo -4 qui. Tosadori vicinissimo alla palla recuperata, chiuso in un angolo Poma, ne viene comunque fuori, palla persa da parte di Piras e attacco di Siliqua. Ora la palla in punta da Tosadori, vuole mettere ordine, prende però la tripla che è lunga ma arriva il fallo a dir poco ingenuo sul tiro da 3 punti da parte di Francesco Poma e 3 liberi per Nicola Tosadori che avrà l'occasione di riportare i suoi a -1. 92-88 il punteggio qui in via Talete. 3 liberi per Nicola Tosadori, esperto giocatore, classe 1982, a segno con il primo libero.
Sbagliato invece il secondo ed è un errore questo che pesa nell'economia della partita. Terzo libero invece a segno, comunque -2 Madas Siliqua, 90-92 il punteggio, mentre attacca Francesco Poma, la palla fuori per Cicotto, a rischio infrazione di passi, controlla comunque Poma, si va da Raffaele Piras, 11 secondi per l'attacco della Scuola Basket, recupera Rasset, contropiede 2 contro 2, Tosadori a segno ed è parità in via Talete, 9-2, mini supplementare di 3 minuti e 20 secondi. Qui finisce per terra Baghino che reclamava un fallo, il tiro in allontanamento di Cicotto è sbagliato, rimbalzo di Cabizzosu che finisce a terra, la palla per Nicola Tosadori, ancora Rasset, qui l'intercetto con un piede da parte di Manuel Fois, riciclato il cronometro dei 24. Parità dicevamo qui in via Talete, 92 pari, 3 minuti e 2 secondi, praticamente un mini supplementare. Qui la pressione eccessiva di Lorrai su Tosadori, andava a cercare il pallone il capitano della Scuola Basket Cagliari senza che ce ne fosse strettamente bisogno. Fallo su Tosadori e viaggio in lunetta gratis per il numero 13 bianco-blu. Ghiotta, occasione per tornare avanti, a segno Tosadori, 93-92. Sorpresa qui in via Talete, 2 su 2 per Nicola Tosadori, 94-92, più 2 Madas Siliqua a metà partita, probabilmente non lo avremmo detto, confusione totale in casa Scuola Basket, qui palla persa banalmente da Raffaele Piras e Madas Siliqua nuovamente in attacco. Sconfortato in panchina coach Giuseppe Pau, richiama vicino a sé Francesco Poma. La formazione di coach Stefano Frongia non si è mai arresa, nemmeno quando è scivolata distante dalla Scuola Basket. Piccola pausa per noi, cambio microfono, infatti dopo la partita torneremo. Dicevamo, dopo la partita saremo ancora in diretta per le interviste a caldo ai due tecnici, dunque era necessario un piccolo cambio microfono già eseguito. Ora Ghiani va dentro, Ghiani e segna con il fallo, canestro del capitano Simone Ghiani con coraggio, 3 avversari su di lui, è arrivato il fallo, potenziale end one per Simone Ghiani. 96-92, più 4 Madas, con la possibilità di andare sul più 5. Libero a segno per Simone Ghiani, 97-92. Scuola Basket Cagliari in rottura prolungata, ora si va da Manuel Fois, lo scarico fuori per Lorrai, la penetrazione di Piras che trova 2 punti qui. Manuel Fois sale altissimo con un piede pericolosamente alto all'altezza della testa di Andrea Rasset. Qui ancora una rimessa dal fondo per Siliqua, Tosadori per Cabizzosu, si coordina ma sbaglia il tiro, lotta Simone Ghiani che trova lo scarico intelligentissimo per Tosadori, altro canestro, nuovo più 5, 99-94. 2 minuti e 15 secondi. Tosadori l'ha rubata, si lancia in campo aperto ma perde il controllo del pallone. Ora Lorrai, palla per Cicotto, arresto e tiro di Cicotto a segno importante per la Scuola Basket Cagliari. Qui recupera palla Manuel Fois, attenzione perché non è finita
99-96, attacco della scuola basket, la tripla di Cicotto sbagliata, rimbalzo controllato da Cabizzosu, ancora molto fisico, forse anche troppo. Manuel Fois alla ricerca del pallone, fa tutto da solo. Dall'altra parte Andrea Rasset che si guadagna il fallo che lo manderà in lunetta per 2 tiri liberi quando manca 1 minuto e 42 secondi all'intervallo lungo. Esce Francesco Poma ed entra in campo Samia Lalian. 99-96 più 3 Madas Siliqua e Andrea Rasset pronto in lunetta per 2 liberi. Segnato pur con qualche patema il primo, applaude tutta la panchina dei Madas. Tocca quota 100 allora Siliqua, 100-96 che diventa 101-96 più 5. Attacca l'Orrai a tutta velocità, lo scarico sotto per Alalian, tocca Baghino probabilmente per ultimo. Dunque 20 secondi ancora per l'attacco della scuola basket Cagliari, 1 minuto e 38 secondi alla sirena qui in via Talete, rimessa in attacco per la scuola basket. Il tiro piazzato sbagliato però da parte di Lorrai, il rimbalzo di Rasset, palla all'indirizzo di Baghino e la passaggio ancora per Rasset, sale Tosadori, fa tutto da solo però Andrea Rasset, su di lui va a difendere Manuel Fois, prende la linea di fondo Rasset, trova la finta e il passaggio sotto per Ghiani, gran canestro di Simone Ghiani in reverse dopo la finta. Qui Manuel Fois dalla lunga distanza è sbagliato. 1 minuto e spiccioli ancora da giocare, 103-96 più 7 Madas Siliqua. Da 3 Andrea Rasset a segno e allunga le mani sulla partita. Siliqua, si abbracciano in panchina i giocatori bianco-blu, 55 secondi al termine, più 10 Madas, impresa dei ragazzi di coach Stefano Frongia qui in via Talete, time out chiamato da coach Giuseppe Pau. Si torna a giocare qui in via Talete, 106-96 il punteggio, dicevamo, per i Madas Siliqua. Qui palla persa, infrazione di passi da parte di Lorrai, completamente sconnessi ormai i ragazzi di coach Giuseppe Pau dalla partita. La pressione sulla rimessa, la palla per Tosadori, prova a gestire con calma facendo scorrere anche il cronometro, fallo speso da parte di Lorrai e viaggio in lunetta allora per Nicola Tosadori. Esce Lorrai, entra Francesco Cabras, mentre è tutto pronto per l'esecuzione dei 2 liberi da parte di Nicola Tosadori. Primo libero a segno, più 11 Madas, la partita ormai praticamente in ghiaccio per i ragazzi di coach Stefano Frongia, ora sul più 12, 108-96. Impresa davvero di spessore per i bianco-blu che sembravano morti e sepolti a un certo punto della partita, ma mai dare per vinti i Madas. Con cuore, con orgoglio, sono rifatti sotto, sono tornati a contatto e hanno sfruttato l'inesperienza della squadra di coach Giuseppe Pau, che paga ancora i limiti dettati dalla giovane età. Infatti i ragazzi in canotta giallo-verde si sono ben comportati a mio modo di vedere per 3/4 e oltre, hanno poi perso completamente la testa nel momento in cui si sono fatti avanti nel punteggio. Qui Cabizzosu a segno dalla lunetta, più 14 e allora con 30 secondi sul cronometro possiamo già celebrare la vittoria dei Madas, terza vittoria in campionato e terza vittoria su 4 partite per il Siliqua. Mentre ci avviciniamo
al parquet. Andremo a raccogliere le interviste a caldo subito dopo la sirena finale. 6 secondi, ora 5. Raffaele Piras decide di prendere un'ultima tripla, il canestro sulla sirena da parte di Manuel Foix. Finisce allora 112-98. Qui in via Talete i Madas Siliqua sbancano il parquet della scuola basket Cagliari. Terzo successo, dicevamo, in 4 partite. Si abbracciano i giocatori in maglia bianco-blu. E io vado a cercare coach Stefano Frongia e anche ovviamente coach Giuseppe Pau per le interviste del post partita. Ci raggiungerà tra qualche istante coach Stefano Frongia, che giustamente e doverosamente va a salutare prima gli arbitri. Vado a posizionarmi nella zona delle interviste qui al Palasport di via Talete. C'è anche giustamente e doverosamente l'urlo da eseguire per i Madas, raggiunti anche da Ali Gassama al centro del campo. Sono felici e ne hanno ben donde i ragazzi di coach Stefano Frongia, applauditi anche dal pubblico giunto numeroso anche quest'oggi da Siliqua. Ci sta raggiungendo coach Stefano Frongia, mentre sono sconsolati in panchina, scusate, i ragazzi di coach Giuseppe Pau. Allora coach, siamo in diretta, direi che a un certo punto della partita forse non te l'aspettavi più nemmeno tu. Una rimonta del genere non è cosa di tutti i giorni sicuramente. No, forse in Serie D è la prima volta dove ci troviamo così veramente sotto, a parte la gara con Terralba. Questa squadra ci ha abituato molte volte a recuperi importanti. Citavo i ragazzi, sono stato sotto di 22, di 17 punti, abbiamo sempre avuto la forza di sollevare, di giocarcela. Devo dire che sul terzo quarto, sotto di 15 punti, non era semplice. Ancora devo dire che non abbiamo un gruppo che si conosce bene, però siamo stati a livello della scuola basket per quanto riguarda l'intensità. Questo campo forse è un po' più stretto, porta un po' a correre, a un corretira. 112 come finita, 112 a 98, non so. È stata una bellissima gara, devo dire la verità. Non mi aspettavo che i ragazzi reagissero così. Patiamo un po' il carico di questo mese di preparazione fisica. Ho avuto a disposizione i ragazzi da un mese, però già si è impostato qualcosa su quello che è il gioco che voglio vedere. Gara dal punteggio altissimo, non è frequente una gara dal punteggio del genere in un campionato come quello di Serie D. Nei primi 2 quarti qualche difficoltà in difesa, tante triple ho visto non contestate, in molti casi hanno portato la scuola basket avanti. Poi è proprio la difesa che vi ha dato il successo. Diciamo che veniamo da 2 gare dove ho utilizzato la zona e ha pagato. Oggi avevo studiato un po' anche la scuola basket, speravo un po' in percentuali un po' più basse, invece Cicotte è inseratissima da 3, ci ha punito più volte. Ho provato a mettergli anche un uomo un po' più alto sopra nella zona per diciamo disturbarlo, non c'era avverso. E allora sono tornato alla uomo più classica e non ero convinto che i ragazzi avessero nelle gambe l'intensità per stare 1 contro 1, invece mi hanno smentito. Ripeto, paghiamo un duro allenamento di 2 settimane anche a livello fisico. Niente, aspettiamo la Ferrini la prossima settimana in casa. Ci stanno seguendo in tanti da Siliqua in questo momento, è la terza vittoria in 4 partite. Cosa senti di poter promettere al pubblico di Siliqua? Beh, quello che ho promesso in realtà, ho promesso che saremmo arrivati ai playoff in una posizione carina, diciamo, con un gruppo tutto nuovo e giovane non è semplice. Per me è la prima esperienza in D da capo allenatore. Più che altro Siliqua è abituata a vedere le nostre partite. Io voglio semplicemente che ci facciano il tifo, che si continui così a seguire questo sport bellissimo. Oggi è stata una partita forse una delle più belle che io abbia allenato sicuramente, ma che visto
su un campo, diciamo. Partita che ovviamente i nostri spettatori potranno vedere e rivedere su directasport.it, su sardegnasport.com a partire da lunedì in alta definizione. E Davide Ciccotto, grande protagonista di questa partita, leader offensivo della Scuola Basket Cagliari. Avete giocato molto bene per 3/4 e oltre, poi si è spenta la luce a un certo punto. Cosa è successo? È un nostro, diciamo, vizio, dobbiamo tenere la testa agli ultimi minuti del quarto e imparare a concentrarci di più, tutto là, come l'anno scorso, né più né meno. Primo quarto, tante triple aperte, hai preso fiducia, sei andato a prenderti dei tiri pesanti. Quali pensi sia il tuo ruolo in questa squadra? Ricordiamo che sei anche protagonista nel campionato di Serie C con Sustentu. Cosa stai trovando in questa squadra? Mi trovo abbastanza bene in tutte le due squadre, niente. Ho cercato di prendere le decisioni più giuste, è andata così e quindi... Diverse sconfitte in questo campionato dettate dall'inesperienza, forse un passaggio inevitabile per la vostra crescita. Giocate bene per larghi tratti, poi vi manca quel pizzico di malizia. Anche oggi avete avuto in diverse occasioni la possibilità di dare il colpo di grazia agli avversari, non l'avete fatto e puntualmente poi siete usciti sconfitti. Sì, è il secondo anno noi che facciamo la Serie D, l'età media è 19-18 anni, quindi loro sono tutti veterani e quindi c'è solo da imparare. Perfetto, ringrazio Davide Ciccotto, vi faccio i complimenti per la sua prestazione personale. Allora possiamo andare a chiudere questa diretta dal Palasport di Via Talete. Io ringrazio Andrea Farris e Mauro Farris che hanno curato le immagini e la parte tecnica relative a questa diretta e vi do appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it e sardegnasport.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei